mezzo tarocco. Però effettivamente, caro signor consigliere comunale, Non parlare di politica, no, non parlare di politica, ho detto, caro signor perché Calvo la Arbuso. politica proprio non dobbiamo parlarne, è il tabù, la politica è tabù. Vabbè, comunque dai, è una giornata. Pino, vieni qui, Anche il Vieni Pino, Sono anche nato a Monza io. però adesso a questo punto dovresti fare un'intervista a lui, che lui ha una memoria storica da manicomio. lui effettivamente è un pezzo grosso della città. È un pezzo veramente grosso della nostra fuoco. città. Sotto tutti i punti di vista c'è un pezzo grosso. Meno male che queste cose qui non fa in pubblico. No, come non vanno in pubblico? Devono andare in pubblico. Chiunque deve poter accedere a questi filmati. Il Pio raccontava anche degli aneddoti importanti che adesso non svelo. Non svelo perché Adesso sono già non stati sveliamo, svelati. no, ci sono dei segreti ancora da svelare sul mondo del commercio straordinari, la via degli stronzi. Questo è soltanto come punto di ricordo. Però questa qui non la conosco. Ricordatevi, la via degli Non stronzi. mi ricordo questa via qual E è. dove nasce il mercato casale. Chiedi al Pio di altre informazioni. Questa qui non la sapevo. Questa qui è Io stata dei in vecchi passato. commercianti casalesi io ne ho fatto. Il Pio è una delle cose più. Aspetta. E che mi ha detto una frase che diceva, l'avrà magari detta, che dice in dialetto che io non so ne dire. Se gli affari vanno male, che almeno il corpo non abbia a patire. E lo dice sempre, Lo dice sempre. lo dice sempre. Se gli affari va male, al corpo deve soffrire. Infatti il Pio non patisce, perché? No, no. Adesso sta Come i vecchi patendo. commercianti. No, adesso sta patendo il Pio. Comunque la cosa bella del negozio del Pio è che è l'unico negozio storico della città, perché era chiuso dentro il suo negozio i pezzi di scaffali di tutti i negozi che hanno chiuso la città. Lui quando chiudeva un negozio andava a chiedergli uno o due scaffali e lo riportava nel suo negozio. Lì c'è la storia del commercio È casalese. un archivio. Ci sono ancora i mobili di Mina, che è stato un assessore tantissimi anni fa, che aveva un negozio di tessuti. Ha dei miei pezzi di negozio, del primo negozio, del secondo negozio, ha pezzi di tutti i negozi della Ma gli città. mancano i miei mobili. Ma presto arriveranno anche i tuoi. E tra un po' glieli chiamo a traslochi e glieli faccio portare tra un po'. Tra un po' arriveranno anche i tuoi, non ti preoccupare, arriveranno meno quelli di Bazzani. Bazzani No, Resini. diciamo che comunque effettivamente è una delle famiglie storiche commercianti. Tu, Il mio è del 46. cioè, proprio come negozi storici, famiglie che sono rimaste. Cioè, il negozio l'aveva rilevato mio papà e già preesisteva. Ma che Ed era una c'era- cartoleria. No, era un'oreficeria. Ah sì? Era già la cartoleria. Giorgio Mazzoleni, sì. E che c'era anche poi la sorella sotto i portici. Ma qui l'ha rilevato da Mazzoleni mio papà. Che era già Era un'oreficeria. già un'oreficeria, poi dal 47 ad oggi. Ma io ero convinto che avesse iniziato tua mamma come cartoleria e poi trasformata in gioielleria. Allora era un'oreficeria. Sì, oreficeria. Che allora non c'era ancora. Orologeria. Sì, Allora oreficeria. l'unica gioielleria era Foa a Casale. C'era già fuori. Sì, Foa c'era prima della guerra, quando è scappato per le persecuzioni aveva lasciato tutto intestato, me lo dicevano, e al suo commesso, vecchio commesso, che poi dopo la guerra gliel'ha restituita. E che era un diamantario. Sì. Era uno che si occupava di diamanti. Facevano quello. Sto facendo il giro attorno. È che deve fare il giro largo. Comunque sono pezzi storici della nostra storia, sono Tu importantissimi. pensa che io ho una foto in bianco e nero del 62 qui davanti al cinema moderno, che c'è il film, la prima casalese ovviamente, dei 7 samurai. Ci saranno tipo 200 persone davanti all'ingresso del cinema per entrare, tutti con la vestimenta, tutti vestiti, Giacca, cravatta. ma la cosa sorprendente è che sono tutti sorridenti, sono tutti felici, sono tutti sorridenti, sono tutti felici, perché noi siamo Sì, non c'era via. in un momento Voi che non invece- c'era la crisi che Voi invece non vi ricordate quando qui trasmettevano Lascia raddoppia al cinema? ma giura, qui Sì, lascia la perché doppia. Lascia raddoppia, perché non c'era ancora, le televisioni non erano ancora molto diffuse. Lui parla dei 50. Forse anche 52, 53. Sì, Però. nei primi anni 50. Io non ce l'avevo la televisione,
e venivo qualche volta a vederlo qui. Ma fantastico. Mettevano la scio raddoppio, pieno così, ma non per il cinema, per la scio raddoppio. Per la scio raddoppio. E finito la scio raddoppio facevano il film. Io sono del 61, Non quindi credo, Mike mancano Buongiorno. 9 C'era anni. già Mike Buongiorno. E c'era già Mike Buongiorno. Ma il buongiorno. Io sono venuto qui qualche volta. O si andava nei bar, che si avevano comprato Quelli da televisione. apposta la televisione, erano solo proprio i ricchi che avevano la televisione. Io ho memoria, perché io sono un meridionale, e io mi ricordo quando ero Ganni, giù in Sicilia, c'era una televisione in tutto il quartiere e tutto il quartiere si riuniva a casa di questa famiglia, che era una famiglia benestante, per quello che poteva essere in Sicilia allora, e c'erano le sedie fino fuori dalla porta, che non potevano vedere dentro, ma sentivano, per cui ridevano di rimando man mano che quelli E davanti partecipavano all'evento. ridevano quelli davanti man mano arrivava la risata fino a fuori, quindi ti puoi immaginare. Nuovo cinema Evento- paradiso. guarda, quel film lì te lo giuro, io lo guardo per emozione perché è la mia storia. Persino lo scemo del paese che tirava le pietre, sai, la piazzola mia, ce l'avevo anch'io giù. Ed era questo qui si chiamava Racina, che vuol dire uva in dialetto. Vuol dire? Uva in dialetto. Tutte le volte che lo vedevi, tu gli gridavi Racina, questo qui. Viaggiava con le pietre in tasca. Veniva lì, ti tirava le pietre. Io facevo il garzone da barbiere. Stiamo parlando di un'altra città. Questo è Alcamo, provincia di Trapani, Sicilia. È stato adottato. Poi vi racconterò anche la mia storia. E questo qui, tu gli gridavi Racina, questo qui aveva sempre il cappottone anche d'estate, con le tasche piene di pietre, tirava fuori le pietre, ma va, e scappava alle drene. E qui a Casale c'era Baciccia la Lola, che era magnifico, che era un vecchietto Baciccia tutto la Lola, sciancato, non l'ho conosciuto. che viaggiava. No, questo è morto negli anni 58-60. E noi bambini piccolini, Baciccia viaggiava con questo carretto con un asino. E noi, Baciccia, dagli da mangiare a vendeva la st'asino. Lola, che E era vendeva la il Lola. detersivo per La i- Lissilia La Lola, e la sì, Lola. sì, sì, sì. Era fatta con la sgreia, con la parte esterna o del riso o del grano. Che Che è serve il per- miglior detersivo che esiste. E lui vendeva la Ancora Lola. non molti anni fa qui la esportavano in Francia per fare i detersivi naturali, la Lola. E questa cosa è magnifica perché noi tutti i ragazzini, Baciccia, dai da mangiare a Sasu! E lui bastardo con la frusta che ci correva dietro e noi che scappavamo via, lui con sto carretto con l'asino davanti, l'asino, neanche il mulo, aveva un asinello piccolino che andava in giro e poi tu te lo ricorderai, quindi al Magnan. Il Magnan era lo stagnino, no? Al Magnan era lo stagnino, Salve. lo stagnino che arrivava con la bicicletta di ferro con due portapacchi enormi, uno avanti e uno dietro, dei cortili allora che c'erano, ti stagnava e si metteva sul e no, posto era la stagna, bellissimo, io mi ricordo da bambino, Il Magnan forse teneva forse lo spezzacamino. no, e arrivava nel cortile e gridava al Magnan, e allora tutte le donne si Aspetta, affacciavano cosa gridava? al Magnan perché è bellissima questa cosa, e tutte le signore, le nonne, le mamme si affacciavano. Ma io due casserole da fastagnare, allora si usavano ancora le pentole in rame, per cui andavano giù, portavano le pentole, e questo qui nel cortile, io non so come facesse, aveva un'attrezzatura strana, quello che poteva lo stagnava lì, se no lo portava a casa, lo stagnava e poi lo riportava, ma faceva il fumo nel cortile. Bellissimo, il Magnan, un altro ricordo, sempre Però secondo me il Magnan è No, il Magnan è no, perché in effetti c'erano dei colleghi di mio padre che vendevano le pentole come lui in piazza e li chiamavano al Magnan. Li chiamavano così perché dicevano che arrivava da quella generazione. No, ma poi c'erano quelli che vendevano le rane, che facevano stranissime voci. A Five Verse. Sì, favo diversa, però non mi ricordo. Alla fine erano stereotipi, nemmeno più capivi che cosa dicevano. Sì, era un... Tutti i ragni e cose così perché devono avvisare chi era in casa, che arrivava. tirarlo, no? Io mi ricordo da bambino Giardini, d'estate, tutta l'estate si cenava in casa fino alle 8 e poi tutta la via Oddone con la sedia fuori, tutte le mamme, le nonne sedute lì che si raccontavano le avventure della giornata e noi ragazzini che correvamo, e durante il giorno quando passava quello della piccola al vicino della stazione col mulo, quello aveva dei muli con un carretto enorme, questo mulo cagava nella strada. Mia nonna, presto,
va che la bisa che io mi danno l'abitante l'orta, allora con il secchiello correvi fuori con la paletta, prendevi quella bella bisa cauda, la buttavi No, dentro no, il invece io secchiello. abitavo nell'Agro Callori, la Già sera regole. d'estate, no, ma era una roba di periferia. L'Agro Callori, pazzesca. allora, Non c'erano i Non è palazzi, l'agrocalore di adesso. c'erano vecchie case e tutta la gente di quella zona, ma anche limitrofa di altri lati, la sera dopo cena andava a sedersi in Piazza Dante sul muretto. Il muretto era tutto attorno circondato di gente seduta, ma centinaia di persone. E i bambini giocavano nella piazza enorme che c'è lì, c'era il distributore ai fianchi. Ma era una cosa proprio Sì, collettiva. passava. Qualche uomo come mio papà andava al Principe, il bar che c'era di fianco, non so, ma che poi è diventata la pizzeria. Ah, sì, dove c'era la banca adesso. Adesso c'è la banca, lì c'era il Principe, uno dei bar famosi che era, e i bambini fuori con le mamme, anche con gli uomini, tutti seduti attorno. Era una cosa, ma centinaia di persone. Questo mi fa notare una cosa, ieri sera ero a cena. Sembra veramente un altro Un'altra pianeta, un altro epoca, mondo. ma ieri sera ero a cena alla Canottieri e a fianco a noi c'era un tavolo con degli adulti Adesso esce e tre la sera che bambini, è quasi in C. tre ragazzini di 8-9 anni, ed era bello perché mentre gli adulti chiacchieravano tra di loro, i ragazzini ognuno con il suo iPhone in mano, per i cazzi suoi, Parlano anche a Sema. non hanno detto una parola. Ma pensa a noi che correvamo con le spade di legno, gli scudi a fare la guerra dei Adesso romani. cominciano a esserci